Eder. Mech. Pallister. Ciao Eder, chissà se ti interessa un miracolo a Milano, molto vicino a Piazzale Gorini. I superperiti hanno eseguito all'Orto Botanico di Cascina Rosa, via Golgi, luogo del cuore fai, un godimento per gli occhi. Mantenuto fino all'ultimo filo d'erba pettinato a dovere, l'esperimento per comprendere il bizzarro comportamento dell'edera boschiva, miracolosa anche quella, che non si sgualcì per oltre 20 giorni. Inoltre, eseguirono l'esperimento sonde nel boschetto tra fine marzo e inizi di aprile 2024, primavera, quindi alberature differenti e irraggiamento solare diverso, concludendo che nel boschetto. In inverno 2021 c'erano temperature rigidissime e costanti, senza tenere conto da nessuna parte che nei giorni della sparizione di Lilly ci fu inversione termica certificata da ARPA FVG. ARPA rileva che al molo bandiera, da cui i superperiti estrassero le temperature ritenendolo bontà loro vicinissimo al boschetto, faceva freddo, in città alta, boschetto. 100 m sul livello del mare. Caldo. Quindi, miracolo a Milano, con l'edere che non si sgualciscono e miracolo a Trieste, dove non si tiene conto delle quote e l'inverno è come la primavera. Grandi scienziati. Considerato che Lilly era sul sentiero di volpi e cinghiali verificato da Nicola Bressi, curatore del Museo di Storia Naturale e zoologo di esperienza, nativo di San Giovanni. Direi che ha ragione chi dice che non è stata lì per 20 giorni. Grata se diffondi questo scoopino. A proposito, Cascina Rosa fu il set per quel bellissimo film di De Sica, Miracolo a Milano. Sebastiano, che da 3 anni e mezzo va in TV a suo rischio, dico, e pericolo dei vari commenti dalle persone, mi duole invece pensare e sentire che nei primi tempi lui dice la verità sta nei telefoni e soprattutto anche il dottor Barisani, che trova queste lesioni importantissime già lui nel 2022, e che Sebastiano con i suoi consulenti non abbiano chiesto di ritirare il telefono immediatamente, una copia del telefono di Lilly e una copia del telefono di Claudio. Probabilmente sarebbero già emersi dati importanti da là. La stessa cosa, continuare con il dottor Barisani a portare avanti queste lesioni. Seconda cosa, tutti indagati, tutti avvisi di garanzia. Ma io la verità, questo che sento, questo terrorismo in TV, lo vedo un momentino superficiale, anche perché la nuova procura con un nuovo procuratore capo, una nuova PM e probabilmente una nuova squadra della questura, ecco, la vedo un momentino così, perché abbiamo messo 3 anni e mezzo per capire che è un omicidio e non un suicidio. Quindi la procura dovrà molto bene studiare il fascicolo prima, ma poi abbiamo dal giugno 2023 25 punti che dicono sono stati tutti chiariti. È un corno, perché nessuno ancora sa i risultati di questi 25 punti, perché sono ancora segretate, perché le indagini sono aperte per omicidio volontario. Quindi secondo me prima di tutto quello che farà la procura sicuramente sarà risentire tutte le persone che circolavano intorno a Liliana, sentire per esempio quelli della cena del 13, che alcuni non sono mai stati sentiti, amici, familiari di Sebastiano vicino, tipo i figli o la nuora soprattutto, perché secondo me adesso tornerà in auge la famosa uscita di Liliana verso la Wind, perché non c'è più motivo di pensare che lei non dovesse andare alla Wind. Ecco, perché doveva uscire secondo me ormai con la borsa con le cose dentro, quindi tutti i familiari, anche per capire cos'era sta storia del telefono, sarebbe importante. Se questo canale in questi 4 anni ha ricevuto quasi 60 milioni di visualizzazioni è perché si usa la semplicità e non si fanno giri contorti. Se Liliana si fosse suicidata avrebbe avuto anche senso lasciare i telefoni a casa, perché uno che si suicida lo fa, ma se Liliana quel giorno avesse voluto vivere un qualsiasi giorno della sua vita non avrebbe mai lasciato i telefoni a casa. Ma allo stesso tempo a Claudio Sterpin viene detto che deve andare alla Wind. È impossibile non pensare a una connessione fra questi due elementi. Viene da pensare che Liliana ha detto a Sebastiano che
taglierà i ponti con lui, e Sebastiano, un po' per ripicca, le ha detto vattene pure, ma ad esempio i telefoni li lascia a casa perché quel telefono era di mia figlia. In realtà poi si scoprirà che non è vero, però lui così ha detto più volte in TV. Quindi è presumibile che Liliana, nell'andarsene da casa, avrebbe dovuto restituire a Sebastiano i telefoni. Allora lasciava i telefoni a Sebastiano, iniziava una nuova vita andando alla Wind a comprare un nuovo dispositivo per lei. Questo spiegherebbe il mistero del telefono e il mistero della Wind in modo logico. Quello che voglio sottolineare è che credo che dopo 3 anni di secchiate che ci siamo presi noi, banda dei tenaci, il punto fermo oggi è morta il 14 dicembre, ok? Sì. È morta dopo 4 ore dalla colazione, potrebbe anche essere mentre fa la lavatrice, che dice Sebastiano, quindi lei forse ha fatto già colazione, dico io. E poi comunque la dottoressa Cattaneo dice anche che il corpo potrebbe essere stato occultato nello stesso giorno, anche dopo una decina di ore. Adesso, per quanto riguarda i 21 giorni, cosa che credo che abbiamo tutti difficoltà prima, e di tutto io lo dico proprio francamente, sono importanti ma fino a un certo punto, perché abbiamo un punto fermo. Liliana è uccisa il giorno 14, la mattina lei sale in macchina con qualcuno e sparisce. Ecco, questo ormai per noi è un punto di arrivo, perché era un suicidio. Adesso abbiamo Liliana che esce probabilmente con tutte le cose, sale in macchina, sparisce, e soprattutto dopo 4 ore massime dalla colazione sua, Sì. visto che il marito mi sembra che esce verso le 7:45, diciamo che lui non la vede far colazione, quindi dico io, lei forse l'ha fatta anche alle 6:30, Allora, visto che era in Gabriella, piedi per fare sta perché lavatrice. Adesso diciamo che la vita è un po' cambiata, nel senso che finalmente si è arrivato a un punto di non ritorno, dove emerge in tutti i modi, in tutti i pori di tutti quanti, che Liliana è stata uccisa, perché appunto da sempre noi familiari, noi amici abbiamo sempre detto che Liliana non poteva uccidersi, e lo ribadisco, l'avrò detto 10 volte già. Mi duole il fatto che la procura, gli inquirenti non ci abbiano voluto ascoltare di più, perché avrebbero capito che la persona che noi conoscevamo, che noi frequentavamo, che noi si andava a mangiare insieme, si andava in bici, non era quella Lilli che era chiusa in un imbuto fra 2 uomini. Ribadisco, questo doveva fare, dovevano sentire più le persone, hanno selezionato le persone da sentire. Cioè alla fine io ho fatto anche solo 3 volte, mi sembra. Ecco, e quindi avrei potuto dire tante cose di più, avrei voluto far capire che Liliana, ma d'altronde lo stesso Sebastiano lo dice, Liliana amava la vita. Non riesco a comprendere come dopo quella denuncia del 14 dicembre la sera fatta dal coniuge, si legge tutto in quell'atto, cioè che la moglie non era una che era strana, non prendeva medicinali, non tornava mai più tardi di quell'ora, che lui era preoccupato. Sono cose che sono chiare. Il 15 poi si presenta la mattina uno che ti dice sono l'amante, e molla i telefoni là finché loro possano fare su 2 piedi, e lo hanno fatto, meno male, gli screenshot. Dopodiché lui anche, Claudio, passa la mattina davanti all'operatore di polizia prima di salire alla squadra mobile, che lo stesso operatore di polizia che lo ha accolto, e lui ha detto le prime cose sulla vita di lei e di lui, dice e trasmette questo alla squadra mobile, dice ma siamo sicuri che questo è un allontanamento volontario? Dopodiché non si sa, e veramente ancora non lo comprendo, come mai le cose sono cambiate, diventa un allontanamento volontario e poi un suicidio a senso unico. Dalle 8:48 via Economo, ecco, dove è la pescheria, e nella cella dove appunto è la riva Traiana. Tengo solo a sottolineare che gli inquirenti sono andati a gennaio a chiedere al pescivendolo se Sebastiano è passato di là, ma nei primi tempi proprio voi giornalisti avete fatto il giro delle pescherie. Mi aveva colpito che il pescivendolo non ricordava a che ora era passato Sebastiano, se era passato, a che ora era passato. Un mese dopo, quando viene chiamato dagli inquirenti, si ricordava addirittura, qua al contrario, c'è chi dimentica e chi ricorda dopo, si ricordava addirittura che era intorno alle 9 perché lui mette i cartellini con il prezzo del pesce.
Ecco, e comunque dalle 8:48 per arrivare alle 9:03 in via Carducci, dove verrà rilevato dalla cella Carducci, lui avrebbe dovuto passare e fermarsi alla pescheria di Galleria Rossoni. Non sarebbe riuscito in questi minuti a fermarsi, a scendere, che poi là anche il divieto che non ti dico, a portare dentro nella galleria il pesce e riuscire in quel tempo. Questo lo dico io che sono di Trieste. Probabilmente potrebbe averlo fatto, magari. Ecco, dico per dire, sarebbe stato molto più semplice farlo in bicicletta o con la moto, questo sicuro. Farlo con la macchina mi lascia un po' perplessa, Perché? arrivare, parcheggiare, scendere, mettere. Ecco, questo è un mio pensiero. Alle 8:48 deve allora andare in pescheria via Economo, deve andare in pescheria in Corso Italia dove c'è la Galleria Rossoni, deve arrivare alle 9:04 in via Carducci. La vedo duretta, ma veramente duretta, anche perché un minuto minimo dal pescivendolo, proprio minimo. Innanzitutto è una cosa prettamente informatica che loro sapranno bene poi collegare queste celle, però alle 8:13, 8:14 lui passa a una pescheria dove comunque la titolare non si ricorda di averlo visto, diciamo può essere di sì, può essere di no, prende la cella via Marchesetti, la via Marchesetti è la cella di casa, certo che da dove era in linea retta con la casa è facile che l'abbia presa, però è una cella di casa. Alle 8:24, che dovrebbe essere intorno alla rotonda del Boschetto, prende di nuovo la cella di casa, ok? Quindi noi non vediamo solo alle 8:13 che i vigili urbani con la telecamera riprendono la targa della macchina di Sebastiano, ma non abbiamo prova che lui è entrato in quella pescheria. Alle 8:24 alla rotonda del Boschetto dovrebbe esserci lui con la macchina, non lo vediamo, però prende la cella di casa, riprende la cella di via Giulia alle 8:32, quando viene immortalata l'auto dai due bus, cosa che a me ha sempre disturbato, come mai gli inquirenti giustamente fotografano e rilevano dai bus, sia quelli che salgono, quelli che scendono, l'automobile di Sebastiano, lui non lo si vede assolutamente. Seconda cosa, come mai gli inquirenti non hanno preso le telecamere dei bus almeno 10 minuti prima, sia di quelli che vanno in su in giù, perché avremmo potuto vedere chi sale e scende dalla macchina. La pescheria dove ferma la macchina, proprio le persone che lavorano dentro non sono per niente sicure che era martedì, e ti spiego perché. Loro dicono poteva essere martedì, poteva essere il mercoledì, e quello che hanno tenuto a sottolineare, e che mi ha colpito, dico la verità, molto, che lui passava sempre dalle 10:30 a mezzogiorno, e non basta questo. Sottolineano che lui passava dalle 10 a mezzogiorno, o il martedì o il mercoledì, con la bicicletta, la moto e per ultimo dicono la macchina. Quindi sembra anche questa un po' contrastare, questa macchina presa dai bus giustamente alle 8:32, ma non abbiamo bus né precedenti né dopo per vedere quanto tempo rimane la macchina. E poi una cosa, dopo le 8:32 il cellulare di Sebastiano viene spento e verrà riacceso alle 8:48 nella cella appunto di Riva Traiana, lì dove è detto il Molo Quarto, lì non mi ricordo com'era il nome della cella, quindi del pescivendolo di via Economo. E nei 25 punti del GIP c'è il GIP che chiede agli inquirenti come mai c'è questo, diciamo, discordanza dei 5 minuti sulle telecamere. Infatti chiede come mai sono i 5 minuti di differenza sulle telecamere della scuola allievi, e poi chiede anche che siano controllati gli orari del bus che arriva praticamente in piazzale Gioberti. Perché questo lo dico? Perché eventualmente se lei è a piedi, quindi esce alle 8:38, se teniamo buoni gli orari della scuola allievi senza la modifica dei 5 minuti, lei esce 8:38, poi circa 8:41 è davanti la caserma, 8:42, 8:43 e che butta l'immondizia nelle isole ecologica, 8:46 lei può essere tranquillamente in piazzale Gioberti.
camminando senza andare col bus, visto che non viene rilevato da nessuno, teoricamente potrebbe essere alla Wind verso le 9.05, 9.06. Ma quello che voglio ribadire è che perché adesso potremmo anche considerare valida quello che dice Claudio, perché non vedo perché doveva inventarsi una cosa del genere, ma seconda cosa, bisogna anche tenere presente che il 30 dell'11 Liliana era passata già alla Wind per chiedere informazioni sul suo piano tariffario. Quindi potremmo anche considerare che lei poteva anche ritornare, volendo per assurdo, anche senza il cellulare, perché era solo eventualmente una modifica di giga e non di cioè lei con la stessa tariffa avrebbe avuto più giga. La storia della lite di alcuni giorni prima, almeno così era stato raccontato da Laura Grassi, purtroppo deceduta, ma esistono le testimonianze, dove lei disse che appunto avevano sentito i coniugi litigare perché il nonno, che sarebbe Sebastiano, voleva acquistare per la nipote un telefono molto costoso e anche in questo caso si era anche considerato che lei avrebbe potuto scendere alla Wind proprio per capire come fare, logicamente dare la carta di credito, e ha fatto molto strano appunto in questo caso dire come mai è uscita senza Green Pass e tutto. Adesso ai fatti di oggi io sono convinta, dei cellulari non lo so perché ci vogliono sempre i famosi periti informatici, lei comunque esce con tutte le cose perché non ha motivo poi di ritrovare, non abbiamo motivo di ritrovare una borsetta così assurda, o non ritroviamo proprio la borsa oppure doveva esserci tutto il suo contenuto. I consulenti di Sergio avevano anche detto che praticamente tutta la prima decina di dicembre comunque il telefono riceveva dentro nel magazzino suo, quindi avevano controllato i giorni precedenti, le settimane precedenti ultime. Seconda cosa, lui ogni volta ci stupisce con gli effetti speciali, dico io, perché è lui che ci stupisce con gli effetti speciali, non noi che ce l'abbiamo con lui. E sento che parla anche dei telefoni, ma perché telefoni, che abbiamo parlato sempre di un telefono? Lui quella volta, mi ricordo, aveva 5 utenze aperte, che poi, cosa ditemi voi cosa serve a un vecchietto, come dice lui, 5 utenze, vabbè, ognuno ha diritto a fare quello che gli piace. Però il telefono è stato anche controllato per 2 settimane prima, quindi mi sembra dal 1° dicembre. E poi alle 15:28, se non sbaglio, del pomeriggio, lui chiama Liliana a 0 secondi. Esatto. Lui invece aveva dichiarato che non ha mai sentito sua moglie, ma lui la chiama, ma 0 secondi, anche se era in casa, quella non avrebbe mai potuto Allora, rispondere. Biavardi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.